Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli di questa mattina. La preside dell'Istituto Falcone dello Zen di Palermo, Daniela Loverde, arrestata per corruzione e peculato nell'interrogatorio di garanzia, ha scelto di non rispondere alle domande del GIP. 500 migranti che hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa sono ora a bordo della nave Vega della Marina Militare, ormeggiata a Catania, dove ne sbarcheranno circa 250. Gli altri saranno portati ad Augusta. Fermi da oggi i cantieri per il rifacimento dell'autostrada A20 Palermo-Messina nel tratto Milazzo-Rometta. La ditta che ha in appalto l'opera attende infatti da mesi i pagamenti arretrati dal consorzio Autostrade. 6 persone sono state arrestate e 8 denunciate dai carabinieri di Catania nell'ambito di un servizio di contrasto a furti di parti di auto e moto. 2 degli arrestati sono stati catturati in flagranza di reato. Infine i finanzieri di Palermo hanno sequestrato un immobile nel quartiere Ballarò, al cui interno è stata trovata una piantagione di marijuana contenente oltre 14 kg di sostanza stupefacente. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.